Buongiorno, io sono Vez e come annunciato nell'ultimo episodio della prima stagione di eCoffee, non sarà più possibile registrarlo durante la sessione di esami. Verrà sostituito con questa serie, Pillole di diritto, quindi buona visione. Partiamo da un presupposto. Io non sono un avvocato, non ho studiato giurisprudenza, non ho studiato legge, però alla facoltà di economia si studia parecchio diritto e ci sono delle cose degne di nota che vorrei trasmettere su questo canale, quindi sono cose che ho studiato. Non vi preoccupate che non saranno cose noiose, ripetitive, e cercherò di spiegarvi solo concetti utili e curiosi. Oggi infatti andiamo a parlare di una questione che in pochissimi sanno ma che è molto interessante. Cosa succede quando si acquista un oggetto rubato? Poniamo un caso molto particolare. Sto girando per strada e un gioielliere mi sfila l'anello dal dito. Il giorno dopo, questo gioielliere aprirà normalmente la sua attività e nel negozio sarà disponibile anche il mio anello rubato. Quindi una persona lo acquista. A quel punto io vedo quella persona con il mio anello e gli chiedo di restituirmelo. A questo punto cosa succede? Chi dei due ha ragione? Entrambi lo abbiamo pagato. La risposta a questa domanda è il contenuto della legge 1153 del Codice Civile, il cosiddetto possesso vale titolo. Bene, l'articolo in questione dice che il soggetto che acquisti il possesso di un bene mobile in buona fede con un titolo valido per il trasferimento diventa proprietario di quel bene. Non spaventatevi, non chiudete il video, è molto più semplice di quello che sembra. Analizziamolo per punti. Nella pratica, possedere un bene significa che lo hai fisicamente. Attenzione a non confondere possesso con proprietà, perché chi ha il possesso ha materialmente il bene, ma non è detto che ne abbia la proprietà. Ad esempio, il ladro possiede il mio anello, ma sono io il proprietario. Altra questione molto importante è che riguarda solamente i beni mobili. Questo vuol dire che gli immobili, cioè le case o cose del genere, non valgono. In quel caso esiste un meccanismo particolare molto diverso dove devi trascrivere delle cose, è della roba noiosa, non la dirò in questo video. L'altra condizione è che ci sia un titolo idoneo al trasferimento, quindi questo vuol dire semplicemente avere una ricevuta. Nel caso in cui acquisto un panino, mi viene dato lo scontrino, ho fatto anche la rima. Quello scontrino è la ricevuta, è il titolo che è valido per il trasferimento. Torniamo quindi all'esempio di prima. Il nostro ladro gioielliere sta vendendo il mio anello a un'altra persona. Questa persona ne entra in possesso, quindi il primo requisito c'è. A questo punto gli dà lo scontrino, quindi c'è anche il secondo requisito. Il mio anello è un bene mobile, quindi c'è anche il terzo requisito. Tutto sta nella buona fede a questo punto. Non a caso mi sono tenuto per ultimo la buona fede perché è un concetto quantomeno da chiarire. Questo perché la buona fede nel diritto civile si presuppone. Cosa significa? Che se vuoi dire che quella persona era in malafede, devi dimostrarlo. Se non sei in grado di dimostrarlo, è in buona fede. Punto e basta. Prendiamo il caso in questione. Quella persona ha acquistato il mio anello in una gioielleria. Ci sono tutti i motivi per pensare che fosse in buona fede. Nel momento in cui io e quest'altro tizio andiamo a processo, io devo poter dimostrare che quell'altra persona non solo sapeva che il gioielliere era un ladro, ma sapeva anche che questo specifico anello era stato rubato. E capite bene che è una cosa molto difficile da dimostrare. Se invece l'altra persona avesse acquistato il mio anello in un quartiere periferico, in una zona molto losca, da un personaggio che si è presentato così dal nulla con un impermeabile facendoglielo vedere, forse sarebbe stato un filo più fattibile dimostrare la sua malafede. In conclusione alla prima puntata di questa serie, se io un giorno andassi dall'altro tizio e reclamassi il mio anello, non lo potrei fare, o quantomeno lui potrebbe opporsi alla mia richiesta. E infatti se andassimo a processo, io molto probabilmente non riuscirei a dimostrare che lui era in malafede e quindi legalmente l'anello sarebbe suo, lui ne sarebbe il proprietario, non solo avrebbe il possesso, ma anche la proprietà di quel bene. Bene, per questo video è tutto, io spero che questa serie vi stia piacendo, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a vederli.